Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. 50 years after the quake, Friuli remembers, reflects, and rebuilds. Nearly 50 years after the 1976 Friuli earthquake, the region has announced a year-long series of commemorations honoring the victims and reflecting on the reconstruction that followed. Regional leaders highlighted how the disaster led to a model of cooperation, volunteerism, and civil protection now recognized internationally. È un anniversario importante perché appunto secondo me si ricorda non a livello regionale ma a livello internazionale quello che è il modello Friuli, quello che ha comportato in termini di capacità di ripartenza, capacità di dare nuove opportunità. Oggi si parla tanto di resilienza, penso che in quell'occasione siamo stati resilienti ante litteram con di fatto la nascita della protezione civile attraverso la nostra esperienza. Minister Salvini in Trieste, port reforms, investments, and political tensions. Minister for Infrastructure and Transport Matteo Salvini responds to opposition criticism over the Porti d'Italia reform, reaffirming that the Port of Trieste is not only a national asset but a strategic hub for Europe and international trade. Il PD critica a prescindere. C'è la sinistra che non vuole la cabinovia a Trieste, c'è una sinistra che non voleva le Olimpiadi, c'è una sinistra che non voleva la TAV, non voleva il Mose, non vuole il ponte. C'è una parte di sinistra che non vuole mai niente, si alza la mattina e non vuole qualcosa. La riforma dei porti l'abbiamo fatta rispettando le autonomie, ma dando una cornice comune per spendere meglio tutti i soldi a disposizione. E quindi Trieste non perderà nulla, Genova non perderà nulla, Civitavecchia non perderà nulla, semplicemente c'è una regia nazionale perché ogni porto ha le sue peculiarità. E quindi gliela manderò in copia, comunque perché evidentemente ne hanno letto una brutta copia. Ragazzi, noi abbiamo quasi 1 miliardo di investimenti in corso sul porto di Trieste e secondo il PD io sto investendo 1 miliardo sul porto di Trieste perché non ho altro da fare e voglio togliergli potere, personale e competenze, eviterei di investire 1 miliardo. Il porto di Trieste è uno degli snodi non italiani, europei, continentali, è la porta verso merci che arrivano da oriente e da sud. Quindi il mio collega Giorgetti è contento se noi investiamo questi soldi a Trieste perché poi lui incassa e noi li reinvestiamo. Quindi diciamo che noi in questo momento abbiamo 3,5 miliardi di euro di cantieri aperti in Friuli Venezia Giulia. Probabilmente la metà di questi cantieri il PD non li vorrebbe, mi spiace per loro, noi andiamo avanti. Port reform heats up in Friuli Venezia Giulia. Regional councillors from Italy's Democratic Party in Friuli Venezia Giulia warned that a proposed national port reform could weaken local port authority through the creation of Porti d'Italia SpA. Penalizza il porto di Trieste e il porto di Monfalcone, ma anche tutti i porti italiani, perché toglie soldi alla portualità italiana, toglie personale alla portualità italiana, ma toglie anche e soprattutto autonomia. Sarà Roma a decidere quello che devono fare i porti italiani, sarà Roma addirittura a decidere cosa fare dei piani regolatori dei porti e come derogare. Sembra più che altro una grande agenzia immobiliare che spenderà anche soldi all'estero su porti stranieri, ma che in questo momento non è in grado di spendere su quelli italiani. Non abbiamo ancora il quadro, però il porto di Trieste perde più di 20 milioni, ma soprattutto perde personale. Non si capisce peraltro questo personale se deve andare a Roma, se rimane qui, se sarà una sede periferica, ma in ogni caso sembrerebbe che addirittura lavoreranno per il Porti d'Italia SpA, ma saranno pagati dal porto di Trieste. Francamente ci sembra molto confusa, ma anche molto pericolosa. Di fronte a queste preoccupazioni che sono enormi e peraltro fondate anche nel resto delle regioni italiane, chiediamo che il Presidente Federica si faccia carico di questo, che il Consiglio regionale si faccia carico di questo, Presidente che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni, quindi ha tutti gli strumenti per fare in qualche modo recedere da questo il governo, nel momento in cui anche il disegno di legge, insomma la norma è alla Ragioneria con pesanti problemi di copertura finanziaria. Italy marks the Day of Remembrance at Basovizza. Remembrance Day was commemorated in Basovizza with the participation of Deputy Prime Minister Matteo Salvini, national and regional authorities, students, armed forces and the Alpini, to honor the victims of the Foibe and the Istrian-Dalmatian exodus, preserving historical memory. Ricordare, fa piacere vedere tanti ragazzi perché c'è ancora qualcuno che nega, che ridimensiona, che dice che è un trucco, che è una roba di parte.
No, qua ci sono migliaia di italiani uccisi in quanto italiani, quindi come è giusto onorare il giorno della memoria perché non si ripeta più nessun tipo di massacro, il giorno del ricordo è un giorno sacro, quindi al di là delle divisioni spero che non ci sia più nessuno che cerca di cancellare una tragica pagina di storia. La politica ci ha messo 60 anni per ammettere dei massacri e quindi adesso è giusto che l'Italia si unisca al 99%, poi c'è sempre il bastian contrario, ecco, però negare, ridurre, minimizzare, dire che bisogna contestualizzare, qua la maggior parte dei massacrati sono stati massacrati a guerra finita. Sai, se pensi alla storia tragica di questa città che però siamo riusciti a superare grazie ai concerti, grazie a Mattarella e Paco, sai, mi ricordo ancora che piangevo quando abbiamo visto Mattarella e Paco che si davano la mano, Mattarella il nostro presidente, Paco era il presidente sloveno, e si sono dati la mano qua davanti, sono quelle cose che ti rimangono nella vita. The train of memory, remembering the past and inspiring the future. Italy has launched the third edition of the Treno del Ricordo in Trieste, a historic train-turned-traveling exhibition dedicated to the Foibe and the post-war exodus from Istria, Fiume, and Dalmatia. The train will stop in 11 cities across Italy, featuring a multimedia exhibition and, for the first time, a carriage focused on younger generations, keeping memory alive and present all year. Significato importante, ma soprattutto mi riconcilia con quello che sono i ricordi del passato, i racconti che mi sono stati fatti dai miei nonni, da mia mamma, e soprattutto mette in evidenza ancora una volta quanto invece sia importante parlare, ricordare, esternare i sentimenti e ricongiungere i ricordi per fare in modo che non avvenga mai più. Trieste police bring road safety lessons back to the classroom. The Trieste local police continues to carry out a long-standing road safety education program, reaching students from nursery to high school. Based on real operational experience, the initiative promotes legality, prevention, and responsible behavior on the road. Well, in my opinion, to be present in the school of our town is really a priority for our local police. Aims are both to strengthen the relationships between young people and the local police, but also to spread road safety culture. They go to the primary school. They try to learn to the little boys a lot of principal rules what you can to do on the road when you walk, when you cross the road, when you respect the street. Your summer job starts here, recruiting day in Baia di Sistiano. The Friuli Venezia Giulia region presents a recruiting day for the hospitality and tourism sector. On March 12th at Porto Piccolo Sistiana, leading resorts and hotel brands are hiring across reception, kitchen, wellness and maintenance roles. Applications close March 1st. Il Recruiting Day ovviamente è un progetto molto importante perché mette insieme sia le richieste delle aziende con quello che cercano i candidati, le aspettative dei candidati, ed è un'opportunità per entrambi per riuscire a costruire qualcosa ed incentivare sempre di più le attività all'interno della nostra regione, lo sviluppo economico della nostra regione. Trieste and Udine in Italian Basketball Cup Final 8. Pallacanestro Trieste and Apu Udine are set to compete in the Italian Basketball Cup's Final 8, taking place in February 18th through 22nd in Turin. The tournament brings together the top teams in the country and marks a significant moment for Friuli Venezia Giulia, with both of its leading clubs advancing to one of Italy's most prominent domestic basketball events. La regione Friuli Venezia Giulia, con due squadre come l'Apu e Trieste, riescano a garantire una visibilità importante a questo territorio e ai valori dello sport di questo territorio. Ovviamente facciamo i migliori auguri per questa stagione a entrambe le squadre e noi siamo partner importante delle due società perché vogliamo promuovere, esattamente come facciamo con gli altri sport,
attraverso lo sport il territorio. It's not a matter of which team is the best, but what we could bring to the region of Friuli. We are very enthusiastic to be here today, and we're looking forward to playing Gran Canaria tonight, and we're very much in the mix to qualify for the quarterfinals of the Basketball Champions League also. So we're optimistic. And the region is also sponsoring APU Udine. How do you feel about that? As someone who lives in the world of trying to find support for the team, to pay bills, and to move the movement of the team forward, I certainly sympathize with the people in Udine as well. And so, two different experiences. A few years apart. I enjoyed my experience when I was in Trieste a few years ago, and I'm really enjoying my experience now. So. I am happy to be part of the organization of Pallacanestro Trieste. I'm happy that Udine is back in Serie A, and we can. I am, so we can battle, and that's the most important thing. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.